la penna nera, che a noi serve da bandiera. Su bei monti a guerreggiar, poi là. Hanno cantato ancora una volta per la solidarietà gli alpini trevigiani, quella per la colletta alimentare con la raccolta all'uscita dei supermercati. E qui al panorama di Castrete in tanti hanno risposto all'invito del Banco Alimentare delle Penne Nere. Ogni volta che cantate qualcuno vi regala qualcosa. Sì, c'è sempre, anche perché ricordo che in sezione abbiamo 7 cori e facciamo un po' di promozione anche perché siamo sempre dalla parte di chi ha bisogno. Un sostegno che è in difficoltà che in tanti hanno dato concretamente. Anche se io sono una persona sola, per esempio vivo con uno stipendio, però mi ritengo fortunata perché comunque rispetto ad altri penso di avere tanto. Per cui ho pensato, ogni volta che c'è questa iniziativa io aderisco sempre. Magari non è tantissimo, ma è un po' una goccia come in un mare che può aiutare delle persone. Diversi i viaggi fatti dal furgone degli alpini verso i magazzini del Banco Alimentare, segno di una forte sensibilità delle comunità trevigiane. Ma la solidarietà alpina continua con altre iniziative, come quella dedicata alla giovane Marta Mazzucato. Il 23 di novembre presso la chiesa di Catena di Villorba i gruppi del sesto raggruppamento in collaborazione con il coro Scarpon femminile di Spresiano organizzano un evento corale per Marta Mazzucato, una ragazza del nostro territorio colpita nel 2020 da emorragia cerebrale. Attualmente a casa Marta ha una necessità di assistenza continua, il motivo per cui ci troviamo a cantare per lei è anche questo. Sai che adesso il premio le fanno un canto. Grazie. Cosa gli cantate? Madonnina da riccioli d'oro. Non sono tanto ricca. Scolpita un tronco d'abete, un bel pastorello. All'altare di quella cappella lei guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un dipitturata. Ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là.